Non è troppo ardito chiamarla vouchermania, 3,5 milioni di buoni in lavoro usati a Verona nel 2016 parlano da soli. Prima in Veneto e sesta in Italia, la città scaligera di voucher infatti ne stacca parecchi. Piacciono soprattutto ai ristoranti, ai bar e alle pizzerie che lo trovano uno strumento utile contro il nero e flessibile con le richieste del mercato. Si riesce a tenere legalizzato quello che se no non potrebbe esserlo, perché non ci sono delle possibilità per mettere in regola determinate categorie, come può essere un Pony Express. Anche chi usufruisce dei pagamenti in ticket sembra tutto sommato soddisfatto. Mi sono trovata bene con i voucher e sono sempre stati puntuali, quindi tutto a posto fino ad ora. Sono trovato piuttosto bene, sono un modo diciamo pratico per me che sono studente per fare lavori così occasionali diciamo. Renderebbe precario il lavoro stabile, accusano i sindacati, e la CGIL vuole buttare il modello nella carta straccia con 2 referendum che mirano all'abolizione. Ci daranno delle altre risposte, cioè delle altre alternative. Sicuramente non si può assumere una persona dal lunedì al venerdì per 40 ore settimanali quando l'erogazione del lavoro è totalmente scarsa, perciò ne penalizziamo anche il dipendente.